Eder. Mech. Pallister. Punto 1. Assolutamente no. La procura ha verificato tutti i miei spostamenti, i movimenti. Tradotto, l'assolutamente serve a rafforzare il no perché probabilmente invece la luce l'ha accesa lui, tanto è vero che poi balbetta tra spostamenti e movimenti, e cioè è spedito quando dice che tutti gli spostamenti sono verificati, ma si inceppa a proposito dei movimenti, e questo può significare che gli spostamenti sono effettivamente verificati dalle cellule mentre i movimenti no, perché balbetta, e quindi può voler dire che si è mosso senza cellulare. Punto 2. Questi sono ricordi che ti restano dentro perché a forza di parlare, con gli inquirenti è venuto fuori questo. Tradotto potrebbe voler dire che il ricordo di ciò che è successo è una cosa e resta dentro, mentre parlando con gli inquirenti è venuta fuori una ricostruzione funzionale che però differisce da quel ricordo che è rimasto dentro. Punto 3. Io sono a disposizione, quello che ho detto è stato verificato, tradotto. Il balbettare può celare difficoltà perché quello che ha detto agli inquirenti è diverso da quello che ha fatto. Punto 4. Abbiamo trovato la luce accesa, tradotto. Ha usato il plurale, dunque con chi era quando è tornato a casa e c'era la luce accesa? Punto 5. Era un numero che compariva e ho fatto quello che avrebbe fatto Liliana. Tradotto, il balbettio potrebbe significare due cose: o il numero compariva con il nome oppure lui comunque conosceva il nome che compariva accanto a quel numero. Punto 6. In quel periodo li ho dei vuoti, so quello che ho fatto però dove, come e quando non te lo saprei dire, tradotto. Qui ci sarebbe poco da tradurre. Apparentemente sembra che stia parlando dei giorni successivi alla scomparsa e o al ritrovamento. Ma potrebbe anche parlare del giorno della scomparsa, e in ogni caso sembrerebbe proprio che lui sa cosa ha fatto a Liliana quel giorno o nei giorni successivi, ma dove, come e quando non lo sa dire perché ha dei vuoti di memoria su quel giorno, su quelle ore ricostruite e verificate negli spostamenti, con cellulare e celle, ma non nei movimenti, senza cellulare o cellulare spento, e sui giorni seguenti in cui ha dei vuoti di memoria.
Siamo andati in via Weiss altezza del Civico 21, dove era stata rinvenuto in data 5 gennaio il cadavere della Resinovic Liliana. Per effettuare dei rilievi fotografici e per prelevare del materiale botanico in relazione al ritrovamento e repertazione, nella suola delle scarpe della stessa, di bacche e fogliame. Ripercorrevamo il percorso che dalla strada porta al posto dove il cadavere della Resinovic Liliana veniva rinvenuto. Si notano diversi alberi, tra i quali anche quello che sovrastava l'area dove era posizionato il cadavere, dove, a vista, si scorgeva una pianta rampicante, di cui lo scrivente sconosce tipo e specie, ma sembra un'edera molto diffusa in questo bosco, che ne avvolge il tronco e i rami e, tra le foglie, presenta lo stesso tipo di bacca rinvenuto in sede di repertazione. Venivano quindi prelevate alcune bacche per essere esaminate. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.